Buongiorno da Leandro Maggi, Rovighi in diretta. Una carta per far conoscere il Delta, oltre al turismo e la sua ecosostenibilità, è certamente l'enogastronomia, con prodotti unici per qualità organolettiche e per l'eccellenza dei prodotti. Abbiamo incontrato il presidente del parco, Moreno Gasparini, assessore regionale Corazzari, il sindaco di Portotolle Pizzoli, per chiedere appunto se stiamo sfruttando al meglio questa ulteriore eccellenza. L'enogastronomia e i prodotti di eccellenza che voi state vedendo sono comunque il nostro valore aggiunto. La nostra terza carta da giocare, oltre a quella dell'agricoltura e della pesca, che è il turismo, e queste cose qua vanno attraverso quello che può essere proporre un prodotto verso il turista, ma un prodotto di eccellenza che nasce qui, viene consumato qui e viene conosciuto qua. Questo è il nostro valore aggiunto che oggi noi, insieme a tante altre occasioni di visibilità del Delta del Po, noi riusciamo a mettere su questi modi di poter fare proposta turistica. Gli operatori stanno accogliendo la vostra sfida? Ma è da lì che viene la nostra spinta, la nostra voglia di crescere, perché anche loro, come ho detto in diverse occasioni, anche loro hanno capito che il valore aggiunto di mettere sul tavolo e sul tavolo del turista a tutti i livelli il prodotto che nasce, che cresce, che viene prodotto in quest'area qua, è un prodotto che viene molto apprezzato e quindi c'è una filiera di un prodotto sano, una filiera corta, per un turismo di salutare, per un turismo di rispetto dell'ambiente e rispetto di quello che si conosce come cibo. Assessore Corazzari, quante potenzialità ha questo territorio, forte anche del fatto di questi prodotti di grandissima qualità? Enormi potenzialità e soprattutto se vengono valorizzate quelle che sono le nostre eccellenze e la bellezza del nostro paesaggio, della naturalità del nostro territorio e naturalmente anche le eccellenze, quello che la nostra comunità polesana ha saputo creare nell'agricoltura, nella pesca, e quindi per noi è una bella sfida, un'opportunità che cogliamo, e perché vogliamo puntare sempre di più nella promozione del territorio, nella valorizzazione del territorio e nella capacità di sviluppare tutto quello che è turismo, tutto quello che è ricettività e servizi. È in grado il Polesine di giocare ad armi pari con le altre zone molto più conosciute del Veneto? Ma assolutamente sì, perché i flussi turistici stanno conoscendo qua in Polesine, nel Delta del Po, una crescita esponenziale. Soprattutto dopo il Covid si è cercata la possibilità di fare un turismo diverso, viene richiesto un maggiore rapporto con la natura, con una situazione di sviluppo sostenibile, di spazi aperti, di spiagge ampie, spaziose, e di appunto capacità di ritrovare la genuinità dei nostri territori. Oggi in Veneto uno dei territori che hanno un'offerta maggiore da questo punto di vista è proprio il Polesine, il Delta del Po. Noi quindi su questo puntiamo. Sindaco Pizzoli, un'altra occasione di marketing territoriale, qua siamo davanti al vostro tavolo, lo faccio vedere, Comune di Portotolle. Sei sempre figo, Leandro, lo sai. Sì, sappiamo con quanto orgoglio fa vedere i suoi prodotti. Tra l'altro c'è questo luogo nuovo, Visit Delta, faccio vedere. Sì, il nostro dominio, quindi il nostro sito con Visit Delta, abbiamo fatto anche del materiale promozionale che per le fiere e per lì il nostro ufficio Yacht, devo dire, sta lavorando anche in maniera molto forte. Tra l'altro abbiamo appena realizzato anche il logo tramite uno studio fatto insieme alla Consulta del Turismo, e credo che insomma i risultati in questi anni è il motivo d'orgoglio più grande, insomma, alla fine, Leandro, aver visto Portotolle crescere con dei numeri importanti, lo ricordava prima anche il direttore di Villaggio Baricata, e credo che per noi, ecco, questo è sicuramente motivo di orgoglio. Ecco, c'è anche comunque una collaborazione importante da parte della Regione. Io tra l'altro ho sempre detto che la Regione ci considera un po' Cenerentola, invece ultimamente la presenza di Corazzari quasi sistematica lo troviamo dappertutto, e questo non gliene fa specie. È importante o sbaglio? Anche No, voi... no, hai ragione, con Cristiano abbiamo un ottimo rapporto, è un nostro referente, diciamo, regionale del territorio, è il nostro assessore di riferimento, ci sta dando una grande mano. Poi devo dire che comunque ci siamo consolidati a livello istituzionale e credo che questo, insomma, sia agli occhi di tutti, insomma, che sia una soddisfazione. Ti faccio vedere il logo, Silvia, e abbiamo anche il nostro ufficio Yacht. Silvia, Lo facciamo facciamo vedere il nostro logo, possiamo far vedere il nostro logo, il nostro ufficio Yacht, che devo solo ringraziare perché ci sta dando una mano incredibile nella crescita del territorio, nella divulgazione. Abbiamo fatto il logo, spiegali come abbiamo realizzato. No, perché questo ho è il avuto logo. sospetto che il logo fossi tu veramente. Adesso Bello. Silvia ti spiega come è nato anche il logo in 30 secondi e poi...
È un percorso partecipato che abbiamo fatto con gli operatori turistici che sono nella Consulta del Turismo, che è un organismo neonato che supporta un po' le attività anche delle amministrazioni, se vogliamo. E in questo caso li abbiamo coinvolti in un'attività di design thinking e che ci ha portato poi a coinvolgere gli studenti della Scuola Italiana Design di Padova, l'Istituto Galileo di Padova, che ha fatto alcune proposte. Siamo arrivati da febbraio-marzo a settembre ad approvare in Consulta del Turismo il nuovo logo, che è questo che abbiamo visto e che verrà raccontato e presentato nel corso dei prossimi mesi. Ma posso chiederti una cosa sottovoce? Com'è il sindaco Pizzoni? È il miglior sindaco d'Italia. Devo ringraziare per chiudere il mio assessore Crepaldi, che naturalmente è l'assessore a promozione del territorio e del turismo, che si sta dando veramente un grande affare. Lo ringrazio personalmente, fa parte del nostro gruppo e ne sono fiero.